Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano. Allora raga, prima di partire con GTA voglio spiegare una cosa. Sono qua su Social Club e ho creato qua il team veneziano, la mala veneziana, per Xbox 360, quindi visto che voglio fare tanti video online insieme a voi di GTA, se volete, ecco, questa è la crew del Comendone. Ragazzi, non so proprio usare sta cosa, non l'ho mai usata, quindi ho bisogno di una mano per capire come invitare gli amici, perché ho provato ma non ho ben capito. Quindi aspetto un commentino sotto il video per capire come usare bene sta cosa col social club. Però è la mala veneziana. Lo slogan è Love Tori Black, perché ragazzi questa è la cosa più importante, Tori. E niente, vi aspetto in tanti, speriamo di fare una bella community per dominare il mondo. Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano, siamo su GTA 5 raga, oggi voglio fare le Olimpiadi Comendiane su GTA, vai di triathlon. Guarda che figo che è Michael. Devo ancora sbloccare Trevor raga, e sono stato avanti con le missioni, ma è che non voglio andare troppo avanti ragazzi, perché non voglio bruciarmi il gioco, devo giocare piano, piano, tranquillo. Comunque raga, ho creato la cosa, la crew, come cazzo si dice, la mala veneziana, quindi speriamo di avere un po' di gente perché voglio giocare online con voi, voglio fare un sacco di vaneggi e che non ho capito se ho fatto tutto giusto o no, sinceramente, non l'ho mai usata, quindi aspetto commentini ragazzi per avere un supporto comendiano. Occhio, e il comendone domina. E il comenda domina. Adesso vediamo sto triathlon. Ora ho sbagliato strada, molto bene. Vai come. Domina come, devi dominare il mondo. Ho sentito di quelle canzoni ragazzi, stile anni 80. Mamma mia, una figata incredibile. Ok. Vediamo un po'. Ok, partecipiamo al triathlon, vai di Olimpiadi. Oh yeah, sign up right here. Okay, no turning back now. Ok, nuoto, ok. Mamma mia, fioi. Vai che andiamo. 2 1. Vai, siamo ultimi, bene. Vai comendone. Vai comendone. Vogliamo un comendone come Michael Phelps. Ragazzi, Olimpiadi del Comendone. Olimpiadi del Comendone. Dobbiamo però tenere bene. No, ho capito frenare, ma non così tanto. Porca mignottona. Vediamo cosa riusciamo a fare. Lo so, che devo stancarmi, che mi stanco prima. Che cazzo devo fare? Dai veneziana. Olimpiadi comendiane. Non ho mai fatto il triathlon, vediamo un po'. Riposiamoci un po'. Ma che sporo, perdo già posizioni, porca mignotta. Vai comendone. Dai che voglio finire prima almeno una gara. Vai, comendone Phelps. Il comendone come Phelps. Grande. Sali su una bicicletta. Madonna che figata il triathlon. Sembra di stare alle Olimpiadi. Now, this is a middle-life crisis I can enjoy. Vai come. L'ho ammazzato qualcuno.
Riposiamoci un attimo. Vai comandone, che la possiamo vincere. Occhio, mamma mia. Occhio, madonna, il comandone ha rischiato grosso qua. Come on, look at that. Vai veneziano, che vogliamo la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Los Angeles. Solo che sto morendo. Devo un attimo riposarmi perché sennò la vedo molto dura. Che bello però ragazzi, neanche alle Olimpiadi, neanche nel gioco delle Olimpiadi non c'è un triathlon così. Vai comandone, solo che la resistenza sta andando un po' a Someone puttane. still got it. Vai come. Madonna che dura che è, madonna che dura che è. La resistenza è quasi andata a puttane. Vai come. Ok. No, muoviti coglio. Vai. Madonna è distrutto fioi. Dai comandone. Dai che gaffemo. Dai che gaffemo, siamo in This is a fuga. middle-life crisis I can enjoy. Ragazzi siamo in fuga. Adesso c'è Stefano Baldini ragazzi. Vai con queste Olimpiadi di Los Angeles. Il comandone in fuga. Il comandone in fuga. Ma devi correre Michael. Ha detto che ragazzi che spoccio, chi fa veramente triathlon è un fenomeno. Resistenza 80 di 100. Come on, Devo look at riposare un attimo, that. madonna c'è sta stronza che è prima, che mi sta... Dai che siamo arrivati, non puoi morirmi adesso, dai. Dai che andiamo a vincere. E il comandone va a vincere, forse no, forse sì, forse no, forse sì. Madonna, campioni. Prima posizione. Triathlon Vespucci e Sigone. Classifica. Vediamo un po'. Mala veneziana, no, eccola là la mala veneziana. Beh. Vabbè, insomma, dai. Perfetto. Oh, e Michael me lo godo adesso. Michael è un fenomeno, ragazzi. Michael è un fenomeno. È solo beccare un taxi. Vediamo se riesco a beccare un taxi, che quando non mi servono ne becco 50. Volevo vedere di fare una missione magari. Ne vediamo una polizia. Quando servono non li trovi mai. Vediamo un po'. Ho bisogno di un taxi, Dove cazzo siete? Lala. Niente, non trovo uno stronzo di taxi. Niente, ma vaffanculo. Andiamo verso il centro. Allora andiamo verso di qua che lo becchiamo secondo me. Dove sono i taxi? Eccolo qua. Gee, this is a rental. No, ho sbagliato. No, come passeggero, porca puttana. Aspetta, ragionamos. Cap! Ma no! Ma porca puttana. Ok, ho capito, ci siamo ragazzi. Get the fuck out of here! Ok. Metti disponibile la centrale, premendo L.
Anybody need picking up? Bella! Call just came in. Drop on your GPS now. E si I'm on gode. my way. Ora togliamo via l'altra meta, che se no capisco un cazzo. Ok. Vai. Thanks, driver. Location should be Voglio up un po' on di your soldini GPS. adesso. Che figata. Stop that chariot! Vai, vai, muovite, muovite. Dai, 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 c'è su. Dove ti vuoi andare, Gold? Let's get this chariot in motion! Ok. Adesso mi voglio fare una vagonata di soldi, ragazzi. Andiamo in taxi simulator, ragazzi. Due chilometri e 21, guarda, adesso la guida del comandone, eccola qua, ragazzi, eccola qua. La super guida comandiana. Nessuno guida come comanda, e per fortuna, ragazzi. Occhio. Ma vaffanculo te, stronzone. Occhio. Boh. Vai, 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 a portare il nostro cliente sano e salvo. Aia. The struggle, yo! Dai, dai che ti diverti, non rompere i maroni. Guarda il comandante con che classe, guarda, guarda, guarda. La classe comandiana nel guidare. Ecco, Damn devils! bene. Buono, Pacific Bluff. Dai che ci siamo. Dove vuole andare sto stronzo? O ti va a dare minimo 10.000 euro per una corsa. Non esiste di meno. Vai comando, vai comando. Allora 300 metri, cazzo. My fucking struggle! Puttana merda. Ok. Da che ci siamo? No. Proprio di qua devo andare a Fanbroden. God Ok. bless you and thank you. Buono, insomma, non è dopo tantissimi soldi, però. Dispatch, got any passengers you can throw my way? This is dispatch. I got a job going right now. I'm on it. Vai. Ce ne spariamo Roger un'altra. that. I'm sending you the location now. Grande comandone. Comandone tassista, ragazzi. Io sto pensando veramente a questo gioco in versione PC, che già la grafica è bella per console. Mamma mia, per PC. Ah, mi cambio il PC, mi compro 10 Titan. Oh, ecco. Adesso il taxi è più bello, è più trendy adesso. Dio santo. Dispatch, scratch that. I'm going off duty. No. Hey, dispatch, Sono un coglione. got any work for me? Guys just canceled on me, so there's a job near you right now. Yeah, give me that one. Deve essere la stessa, cazzo. Grande. Copy that. You should only be a block or two away. Pazzesco. Vai, comandissimo. Occhio, ma dai, ma non puoi metterti in mezzo, però. Madonnina del Signore, non sapete guidare, io sono un fenomeno. Solo di portare una bella gnocca, cazzo. Ecco, andare contromano, ragazzi, consiglio ovviamente sempre andare contromano. No. Speriamo di avere un buco, ok, per fortuna. Eccolo qua. Stop that chariot! Qua, vai, muovite. Sempre sti uomini qua. Let's get this chariot in motion! 4 chilometri e mezzo. Vai, comandone, che portiamo a casa un fiat del money.
Comunque ragazzi, la storia è meravigliosa. Io sto evitando di fare la storia perché ho visto che tanti non vogliono gli spoiler, ste robe qua, quindi voglio evitare, così vi gustate appieno il gioco. Però alla fine della modalità cazzeggio comendiana forse è ancora più bella, perché mi diverto ancora di più. Però la storia è da 10, c'è poco da fare. Lo merita tutto sto voto. Dopo è chiaro, anche perché sono un PCista, è chiaro che la grafica da PC è tutta un'altra cosa. Però con GTA la grafica non è mai stato un problema, nel senso, a parte GTA 4 per Play 3, quando l'avevo comprato ero rimasto di merda, praticamente era una ringhiera umana quel gioco. Mamma mia che schifo, l'anti-aliasing veramente era una roba orribile, era meglio per 360. Però all'epoca avevo solo la Play. Però questo è godibilissimo, raga, c'è poco da fare. Ma in questo deve andare qua. Non ho neanche visto la macchina per guardare il GPS, bene. Ma poi il taxista è il mio ruolo, il mio lavoro. Io sono nato per fare il tassista, Dai Kume. Vai Kume. Due chilometri. Ma forse non è lo stesso punto, adesso vediamo. I fanali non vanno, molto bene. Comunque ragazzi, ho vinto il triathlon, che cumendone. Ragazzi, guarda che sto febbraio partono le Olimpiadi cumendiane, assolutamente. Quindi un appuntamento da non perdere sul canale più cazzoso, più vaneggiaso del mondo. Vai. Occhio, eccola qua, mamma mia. Vaffanculen. Bravo, comendone. E ci portiamo a casa ancora un po' di soldini. Guarda che bello a sto punto. Siamo arrivati? Ok, ciao vecchio. Bene, bei soldini che sono arrivati. Ora adesso vediamo una cosa, vediamo quanto lontana è la funivia. Perché ho un conto in sospeso con la funivia. Che spoccio, Vabbè, insomma, ne ha tanto, dai. Andiamo. 5 km. Basta missioni col taxi, per adesso. Poi me ne sparo un po' anche da solo perché devo far soldi. 5 km e 40, è una bella distanza. Non voglio fare lavori. Io voglio buttarmi dalla funivia in maniera un po' più decente dell'altra volta, mi ho fatto veramente cagare. Comunque ragazzi, Michael è il mio personaggio preferito, penso che avete capito, uso tanto più Michael di Franklin. Trevor lo sto aspettando ma ancora non arriva. Eccoci qua. Vai. E adesso andiamo in funivia e stavolta voglio fare un volo da pro. Bella la missione che ho fatto esplodere il cellulare a una persona. È stato bellissimo ragazzi. Poi invece dai che insomma sono tutte belle le missioni. Fai fatica a trovare una missione brutta e una bella. Siamo in galle qua. Siamo in galleria. Vai come 2 chilometri ci siamo. Who's available for a job? Non sono libero. A stronzo. Vai, superiamo il camion, mamma mia. Non ho mai visto una persona più brava a guidare del comendone. Occhio. Eccola là. Perfetto, dai che siamo vicini. È nuvoloso, Adesso vediamo di fare un volo decente perché l'altra volta ho fatto veramente cagare,
ma è comodissimo. 1 chilometro e siamo arrivati. Occhio. Mamma mia che sorpassi. Un veneziano spericolato. Perché siamo in funivia. Who's free for pickup? Ok. E siamo tornati in funivia, raga. Stavolta voglio fare un volo decente. Vai, vai, Michael, vai. Ecco. Ragazzi, non sono neanche capace di fare le scale. Molto bene. Adesso vediamo se mi parte ancora prima appena arrivato. Muovi te. Ok. Andiamo su. E si va, e si va. Vabbè, sentiamo il giro, l'abbiamo già fatto. Cerchiamo di capire. Ok. Buono. Se voglio fare un volo da pro, come cazzo devo fare? Buttiamoci da qua, proviamo. Vai! Ma buttati, coglione! Oh, no! 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 Ce l'avevo quasi fatta. Sono coglione. Buono raga, con questa prodezza comendiana chiudiamo qua il video perché il Comandone ha dimostrato di essere veramente un abile paracadutista. Però alle Olimpiadi ho vinto io, triathlon comendiano, e si gode. Ok, siamo andati in ospedale. Molto bene. The Baker Center. Spendo più soldi di ospedale che altro. Bene raga, aspetto tantissimi di voi sulla mala veneziana, quindi ci divertiamo online del 1° ottobre. Raga, un saluto dal comandone Michael Veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.